Qual è il compito del parco in questo progetto comunitario che interessa l'Italia e la Slovenia? Sì, il Sigma 2 che è giunto a metà del percorso, infatti oggi stiamo valutando il medio periodo, quello che è stato fatto in questi primi anni, primo anno e mezzo, ecco, ha assegnato al parco il compito di realizzare questo campo per la valorizzazione e lo studio delle diciamo, varietà autoctone dei colli euganei, ma non solo, anche del Veneto e dell'Ulivo. Ecco, è stato realizzato in prossimità del campo dove appunto si studiano le viti, quindi c'è anche un vigneto sperimentale e è realizzato per il 90% visto che 90 sono le piante che sono state messe a dimora, piante di ulivo, su 100 che dobbiamo metterne. Ecco, qui sono presenti una ventina di varietà di tutto il Veneto, ovviamente ci sono le 4-5 autoctone dei colli e questo progetto appunto ha durata ancora fino a tutto il 2012 e noi abbiamo il compito appunto di realizzare il campo alla fine per capire anche quelle che possono essere le lotte fitosanitarie compatibili ed è anche una dimostrazione di come gli agricoltori di un tempo coltivavano i colli, cioè mettevano vicini diciamo, il vigneto con l'oliveto, allora l'oliveto era un po' da contorno, da cornice al vigneto, oggi invece è diventata una produzione redditizia e quindi a pieno titolo entra nei colli euganei assieme alle viti.